Buongiorno e benvenuti agli amici e lettori di Epoca Nostra per questo primo appuntamento del 2013 con la rassegna stampa appunto di Epoca Nostra. Primo numero del 2013, vediamo una bellissima copertina che è dedicata questa volta all'Accademia Kandinsky, che ha inaugurato i suoi nuovi locali al Principe di Napoli. E vediamo la direttrice, la signora Silvia Guaiana, che merita tutta questa copertina per quello che ha fatto e farà ancora per l'arte a Trapani. Vediamo i titoli che riportiamo come principali articoli. La bomba papale, non potevamo esentarci da entrare in merito alla vicenda papale che si sta vivendo, alle dimissioni di Benedetto XVI. Quindi la processione dei misteri alle porte, e questo è un argomento che da trapanesi non possiamo assolutamente trascurare. Poi abbiamo Paceco, un carnevale da 1001 notte. Siamo nelle tradizioni. Paceco in questi giorni, in questi anni, diciamo da qualche anno, è rimasta l'unica manifestazione che è dedicata al carnevale, e quindi l'abbiamo attenzionata. E quindi chiudiamo poi un articolo annotato qua in prima pagina con Trapani nel pallone, la storia si ripete. Trapani nel pallone lo è stato 5 anni fa quando ha iniziato la sua scalata alle alte sfere, lo è a maggior oggi che è ad un passo dalla serie. Dalla copertina passiamo alla seconda pagina dove, come avevo anticipato, abbiamo l'articolo dal titolo Nuovo Tempio per le Belle Arti a Trapani. Il titolo esatto poi diciamo è La Kandinsky sposa il Principe di Napoli. Ovviamente non è un matrimonio vero e proprio, ma un matrimonio metaforico fra l'Accademia delle Arti Kandinsky e i locali del Principe di Napoli, che sono stati dati in comodato all'Accademia, nella quale si svolgeranno tutta una serie di attività aperte anche alla internazionalità. Difatti si pensa a un'apertura anche a un grande turismo internazionale. Alla cerimonia di presentazione di questa nuova sede sono state tutte le istituzioni, da sindaci a ministri, insomma c'era di tutto, e quindi ci sono tutti i presupposti perché Trapani abbia un suo polo di attrazione d'arte autentiche a livello internazionale. Nella stessa seconda pagina abbiamo l'attacco per i misteri, Trapani ovviamente legato ai misteri, titolo Processione dei misteri alle porte. Le novità e il solito dilemma. Sapete un po' tutti che si ritorna al centro storico quest'anno con la processione dei misteri, però c'è sempre chi propende per la via Fardella, e quindi un dilemma che continua e che durerà forse all'infinito. Terza pagina, la bomba papale, diocesi di Trapani dal Totovescovo al Totopapa. Come Epoca Nostra dobbiamo seguire quello che avviene nella nostra epoca, nei nostri giorni, e quindi anche il fatto papale ci interessa, anche perché abbiamo già speso un vescovato da assegnare. Però noi abbiamo scelto un modo diciamo intelligente, ritengo, di affrontare l'argomento, lasciandolo un po' alle considerazioni dell'attuale vescovo, diciamo, per così dire, di Trapani, l'amministratore apostolico, anzi l'arcivescovo della diocesi di Trapani, che ha inviato una lettera aperta a tutte le diocesi sul suo punto di vista in merito, ma nel quale soprattutto fa parlare il Papa, che chiarisce le motivazioni di questa decisione. Veniamo alla quarta pagina. Alla quarta pagina abbiamo la rubrica Criti da nicchia, e questa volta, senza scomodare Pietro Fulvunio, il nostro Giuseppe Marco Calvino, è una pagina che viene dedicata alle tematiche dedicate per la poesia scherzosa, burlesca, satirica, magari pregna di autoironia e di saggio esistenziale, a tratti crepata o scritta. E c'è la partecipazione di Nino Barone, di Giuseppe Cardella, di Vincenzo Adamo, di Dino Altese, di Sebastiano Vassallo e del sottoscritto Giuseppe Ingardia. Andiamo alla quinta pagina. Quinta pagina, diamo spazio al titolo La poesia dialettale a Castellammare. In pratica la nostra amica Rosa Maria Ancona ha dedicato la sua ultima fatica al mondo della poesia dialettale di Castellammare, quindi c'è un approfondimento degli autori di questa cittadina, e il saggio però di questa volta viene approfondito e
sarà relazionato nella cerimonia di presentazione dall'amico Marco Scalabrino, che qua ci dà un'anteprima di questo lavoro. Stessa pagina, a continuare, un titolo: un memoriale per Domenico Limuri. L'8 marzo si sarebbe dovuta svolgere una manifestazione dedicata a Limuri, appunto un memoriale dedicato a lui. Dico si sarebbe, e diamo a questo punto una notizia prima, perché la manifestazione è saltata, sicuramente non per dare spazio alla festa delle donne organizzata dall'amico Pampinella, ma perché ci sono state delle discordanze di idee, di intenti su questa manifestazione. Quindi noi già l'avevamo stampato il giornale, abbiamo il titolo, quindi anticipiamo qualche cosa, ma comunichiamo intanto che la manifestazione non si svolgerà. Sulla stessa netta pagina di basso, diciamo, c'è un titolo: Scuola Sciai, c'è riportata una bellissima poesia di Anonimo di altri tempi che approfondisce un pochino le tematiche in modo poetico sulla Shoah. Andiamo alla quinta pagina, un articolo interessante. Epoca Nostra è nata anche per questo, soprattutto per questo, riguarda la lingua madre. Il titolo è Lingua madre e dialetto trapanese, riflessioni nella giornata internazionale UNESCO del 21 di febbraio. E questa è una trapanese del Portaggio che da 40 anni adesso risiede a Bologna, è tornata per il mese scorso a Trapani dopo 40 anni, ma è ritornata là e io ho avuto la fortuna di contattarla. È interessata al mondo della lingua madre, dell'integrazione multietnica dei popoli del Mediterraneo nella nostra isola, nella nostra Trapani, e quindi in seguito anche nei prossimi numeri di Epoca Nostra vedremo i suoi interventi. La stessa quinta pagina, in basso: quando esce la malattia delle zampogne. Non potevamo esentarci da questo ricordo che ci ha portato Michele Russo da Erice, appunto, che si rifà ai tempi, adesso si parla dei tempi antichi, perché penso che siano passati diversi anni da quando ad Erice per Natale si sentiva la ninna nanna, le nenne delle zampogne, quindi un pezzo per ricordare. E veniamo alla pagina 6. Pagina 6, un articolo che Avorsino, anzi, chi è costui. Questo è uno spunto che mi è stato dato partecipando a una manifestazione di chiusura di un corso da parte dell'Avors di Trapani, un Avors che è dedicata appunto a un'associazione di volontariato che a Trapani e in provincia, diciamo, sta attecchendo parecchio, da parecchi anni ormai svolge la sua attività. Credo che si svolgerà in settembre, ci sarà il 30° anniversario della nascita, credo, forse dicono qualcosa di non vero, ma comunque ne sapremo di più in modo più dettagliato leggendo il pezzo, che sostanzialmente si appoggia sull'intervista che abbiamo realizzato con Rosa Maria Ancona, che è stata appunto la iniziatrice dell'avorsismo in provincia, non solo Trapani e Castellammare, ma anche i cittadini viciniori. Sotto abbiamo un altro pezzo che riguarda Rosa Balestreri. Sapete, noi siamo affezionati a questa che è stata definita la cantante del fado da Aurelio Profazzo, la Rosa Balestreri, il massimo del nostro folk sicuro. E questa volta a lei è stata dedicata una statua della sua Nicata, il suo paese di origine, con la quale c'è stato sempre un odio amore, e forse i cittadini e le istituzioni di quella cittadina con questa statua vogliono un po' tagliare un po' con il passato e aprire una nuova era nel rapporto fra la cittadinanza e Rosa Balestreri. Andiamo alla pagina 7. A pagina 7 c'è una cosa tutta personale che mi riguarda, la presentazione della mia ultima silloge di poesia in dialetto, una stanza grande, edita appunto dal nostro editore Nino Barone, che ringrazio ancora, e si è svolta all'assemblea, nei vecchi locali della Cantisca, ed è stato appunto l'ultimo appuntamento in questi locali, per i quali siamo stati onorati tutti di esserci e di ascoltare della vera poesia siciliana, grazie alle voci che si sono prestate molto amichevolmente. Parlo di Nino Barone, parlo di Maltese, parlo della signora Adele Catalano e di Gino Adamo. In fondo a questa pagina, cantando Luzzi, poeta
libero. La Marchese Chiarissima, la Marchese Chiarissima sarebbe un po' è l'autrice di questa relazione di una conferenza, è la professoressa Maria Giovanna Marchese, che ha parlato in modo brillante del maestro, del poeta scomparso Mario Luzi al caffè letterario promosso dall'Associazione Poeti nella Società Drepanum di Mattia Badalucco. E siamo adesso alla pagina 8. Pagina 8, un pezzo firmato da Massimiliano Galuppo, a teatro con Fra Santo. Un'iniziativa molto interessante legata a un santo tutto trapanese che è stato trasposto in teatro. Dice Massimiliano Galuppo: ha immersionato tutti i presenti di uno stracolmo teatro Tito Marrone di Trapani la rappresentazione teatrale intitolata A vita miracolosa di Fra Santo, nata da un'idea del diacono Girolamo Marcantonio, che della rappresentazione ha curato tutti gli aspetti organizzativi. Quindi, nella stessa pagina, versi in memoria di Alberto D'Angelo. Abbiamo dedicato questo spazio al primo memorial di poesia dedicato al scomparso poeta valdericino Alberto D'Angelo da parte dell'associazione a lui intestata, che è gli Amici della Casa del Poeta, e quindi un concorso che si è svolto in 2 sezioni di poesia in italiano e in poesia in dialetto, ma non soltanto, c'era anche narrativa in questo concorso. Leggete l'articolo e ne saprete di più. Pagina 9, aperta con un pezzo che entra sempre nella tradizione, la tradizione dei pupi siciliani. Titolo di questo pezzo firmato da Mattia Badalucco Cavasino: Dal punto all'opera dei pupi, l'approfondimento di Gaspare Balsamo. Gaspare Balsamo è un giovane attore trapanese che da qualche anno orbita anche qua in città, ma che ha fatto qualche cavatina in qualche fiction importante a livello nazionale, che ha iniziato gli studi alla DAMS di Roma e soprattutto ha approfondito le sue conoscenze nel campo dell'opera dei pupi, frequentando un master organizzato alcuni anni fa tra Palermo e Roma dal puparo d'eccellenza palermitano, che in questo momento mi sfugge il nome, ma comunque leggete il pezzo e ne saprete anche questa volta di più. Quindi abbiamo un articolo firmato dalla nostra Anna Burdua, Francesco Sceusa, da Trapani a Sydney, nel propugnante ideale di uguaglianza e socialismo. Purtroppo avremmo voluto metterci una foto di questo signore, questo grande amico del passato, viaggiatore, Francesco Sceusa. È impossibile trovare una foto, ma sicuramente è più bella quella della nostra amica Burdua. E adesso un concerto Pro Service Eliminate, questo è un concerto organizzato dal Club Elmo Paceco al Teatro Don Bosco di Trapani, dove c'è stata tanta lirica che ha mangiato nel migliore del modo un'iniziativa sicuramente orlussia dedicata appunto a debellare il tetano neonatale ancora presente in molti stati sottosviluppati del mondo. Pagina 10, come vi avevo anticipato, Paceco, un carnevale da 1001 notte. Ci sono alcune foto, belle foto, sono state dedicate bellissimi. Successo senza precedenti per il carnevale di Paceco, tornato al suo antico splendore, con la differenza che si è adeguato ai tempi. Una volta infatti era celebre per le sue maschere tipiche, il ritunara, i mari, il contorno delle prefiche, ossia le donne piangenti in corteo dietro il carro dei nanni. Oggi invece si è aggiornato, non ci sono più queste cose antiche, ma ci sono i carri e fatte con tanta maestria, ci sono tante maschere. Chiude la pagina un articolo di riflessione firmato dal nostro amico collaboratore di sempre, Antonino Stampa, riguarda l'uomo, riguarda l'individuo, una risorsa sociale autentica. Infine chiudiamo il giornale in ultima pagina. Noi ogni tanto queste capotine le facciamo, il momento del Trapani Calcio lo merita, e quindi una ultima pagina dedicata al Trapani Calcio. C'è una bellissima foto che ci è stata concessa gentilmente da Fotoboba.
Articolo di questo pezzo: Trapani nel pallone, la storia si ripete. Dopo un quinquennio di allori, Trapani cambiato Morace e quasi in Serie B. Altro che C. E le vie del Signore sono infinite. E anche per questa volta è tutto. Grazie e a risentirci per il prossimo bimestre.